tutto deve andare bene, no, un pochino si soffre. È la colonna dove San Paolo è stato legato. Quello che fate voi e catechisti. Cioè imparate come si deve fare con i propri catechisti, bisogna flagellarli, però non troppo, 40 meno 1, 39 colpi solo. Solo 39 colpi ai catechisti, non di più, perché il 40esimo lo facciamo morire. Dai, vabbè, allora cerchiamo, girati una forza, mettiti appoggiata qua. Con le mani. Marito buono. Bene, se volete prendiamo una foto perché è un simbolo, è un'icona, è come un'icona che dietro c'è un contenuto teologico, catechetico, che negli Atti degli Apostoli non capivano gli ebrei sono i sacerdoti perché più li attaccavano, più li perseguitavano, più li facevano soffrire, li menavano, li imprigionavano, li flagellavano perché anche a Pietro e loro erano pieni di gioia. Questo è stato una cosa, perché portare nel corpo il morire di Gesù perché il mondo riceve la vita alla risurrezione. Questo elemento della gioia nella sofferenza dell'evangelizzazione è una cosa solo cristiana, siccome sa che la morte è vita, non gli sembra niente, per l'amore di Gesù Cristo lo menano e gli sembra di essere nell'eternità, di essere considerato un onore, di essere somigliante in qualche cosa a Gesù Cristo, soffrire qualcosa per Gesù Cristo è un onore per un cristiano. Se tu veramente vuoi essere cristiano, sei contento di poter un pochino assomigliare un po' in qualche piccola sofferenza per amore a Gesù Cristo. Lui ha dato la vita per te, sulla croce è stato flagellato, dopo è stato menato, è morto. Mamma mia, tu che hai una piccola sofferenza, mi sembra di essere un onore, è un onore. Infatti negli Atti degli Apostoli dicevano che era un onore per loro, si sentivano onorati e quindi dicevano di smettere di predicare perché e più predicavano, più c'era. Allora, questo deve rimanere come messaggio di questa colonna. Perché pensate perché siete venuti a Papa? Primo, perché avete capito niente di quello che ha detto il Papa, ma non importa perché la cosa importante non è stato il discorso, ma il fatto, l'evento che per la prima volta un Papa sia arrivato qua e che sia un arcivescovo greco ortodosso che lo ha invitato, è stata la Chiesa ortodossa che ha invitato il Papa e che lui sia venuto, questo è un fatto, un avvenimento, l'avvenimento che Gesù Cristo è entrato nella morte ed è risorto, tutte le parole, quindi il fatto è che il Papa è venuto qua e qui è stato accolto, è stato invitato, questo parla per sempre. Questo rimane per sempre, avremo adesso lo sviluppo di tutto questo, così come perché rimane Gesù Cristo si è realizzato, adesso tutta questa parola si realizzerà. La prima parte era un pochino politica, ma non è manco tanto male, che in fondo stavano dicendo Santa Sede aiutaci un pochino nel recuperare alcune cose di tipo artistico che ce la stanno distruggendo. Due, visto che tu hai forse autorità, vedi un po' di vedere che noi siamo entrati nella comunità europea, questi qua che ci stanno invadendo col cavolo che entrano nella comunità europea, perché non significa, capito? Poi è stato abbastanza intelligente, diciamo, più o meno. Va bene, questo è di essere intelligenti, captare lo stesso, capite? I sordomuti guardano e salutano, capito? È il fatto che conta. Cioè il fatto che tu sei qua e tocchi sta colonna vorrebbe dire, guarda, non puoi essere un catechista, un evangelizzatore, non puoi essere un matrimonio cristiano se tu non sei contento alcune volte di soffrire qualcosa per amore di Gesù Cristo. Per te è una gioia poter soffrire qualcosa per Cristo, perché non c'è evangelizzazione senza persecuzione. Cioè quello che noi cantiamo, portando nel nostro corpo il morire di Gesù perché il mondo riceva la vita.
come condannati a morte, no, sembriamo che e siamo quelli che facciamo casino da tutte le parti. E come che non siamo nessuno e la metà eravamo dei catecumeni oggi qua, avete capito? Anche se non ci considerano, non ci hanno lasciato cantare un canto perché siamo arrivati in ritardo e non hanno lasciato entrare i cantori. Va bene? Ci disprezzano, meglio, avete capito? Volati da ogni parte, Esatto. però messi alle strette, non ci lasciano entrare, col cavolo che ci vogliono andare, mazza, oh. Allora, mettiamoci attorno alla colonna e prendiamo una foto che ci ricordi come la palma, quando tu ricevi la palma, che ti dice non vuoi soffrire, non ti ricordi quella foto che tu le hai toccato la colonna della flagellazione? Bello, non hai capito? dentro la colonna possibilmente. Attaccati alla colonna.